commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Ora, in simultanea con Radio Libertà 12:41, che giorno è? Ladro Libertà? Radio Liberty, che ha un significato diverso da Radio Libertà, chiaramente. E mi è venuto in mente Liberty perché giovedì con la professoressa Stucchi parleremo di un gigante, parleremo di Oscar Wilde. Quindi ha scritto un bellissimo articolo nei giorni scorsi su Libero. Lei è latinista, ma ha scritto anche libri su Agatha Christie, quindi diciamo che è anche molto attenta alla cultura anglosassone. E allora ho fatto l'associazione. Vabbè, andiamo a fare le presentazioni. Intanto siete simultanei con noi quando sono scoccate le 12:42. Noi, ovvero sia Francesco il Grande, saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica, e il sottoscritto Ciccio Barbò dietro il microfono. Temperature. Quella interna, ci dice l'apposita commissione, è attestata a 24,2 gradi centigradi sopra lo zero, esternamente 7,8, 70% l'umidità, 1029,6 millibar la pressione. E poi ancora l'abbraccio forte alla signora Carmela, alla signora Adriana Angela e alla signora Clotilde. Loro ci seguono, ma vi assicuro che ci seguiscono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione, chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate gente, meditate. Le altre piattaforme da cui seguirci, la Radio DAB, quella che ormai è, diciamo, quella tradizionale, perché ormai l'FM ce l'hanno solo gli apparecchi obsoleti. E poi il sito radiolibertà.net, e poi ancora il profilo Facebook, che è indispensabile per orientarvi attraverso le nostre trasmissioni. Potete trovare ogni giorno la sinossi delle mie interviste a disposizione delle donne e degli uomini di buona volontà. E poi ancora l'Alex, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Le applicazioni dedicate a Android, per cui potete seguirci ovunque voi siate sulla crosta terrestre con i vostri telefonini, con i vostri cellulari. Twitch, social di ultima generazione, e a giorni alterni, a targhe alterne, anche YouTube, grosso modo. Non me ne vengono in mente altri, di quel che c'è non manca nulla, e quindi andiamo intanto ad aprire le linee. Tema libero, come quando a scuola c'è il o la supplente. 02 92 94 7222. Lo replico: 02 92 94 7222. Invece per il servizio WhatsApp è a vostra disposizione gratuitamente attraverso questo numero 340 670 9659. E andiamo a presentare quello che invece ascolterete adesso. Questo è che giorno è, ma poi alle 13:35 parte come un razzo oltre la pagina, e io vi anticipo i temi che verranno affrontati in tal occasione, e vi anticipo anche gli ospiti, ovviamente. Il primo è 13:35, il condirettore di Affari Italiani, la più antica rivista online, 1996 se non sbaglio, quindi sta andando verso i 29 anni, Marco Scotti. Temi ce ne sono veramente, insomma, potremmo dire che questo 2025 è partito coi botti,
alcuni che io ritengo, avendo paura di essere ingenuo, il mio è il secondo lavoro più antico del mondo e quindi se sei ingenuo non va bene. La tregua a Gaza, la restituzione degli ostaggi, per me sono fuochi artificiali di gioia, è bello, però bisogna prendere con le pinze queste situazioni. L'avvento di Trump 2, la vendetta. Esiste solo uomo e donna, solo due generi. Pam! Una sentenza che sembra veramente aver cambiato il mondo. I dazi che invece possiamo avere tutta la simpatia di questo mondo per il talco newyorkese, ma ci sono 44.000 aziende in Italia che, come dire, si stanno preoccupando. Vedremo se questo rapporto, questa vicinanza tra Trump e Giorgia Meloni può portare vantaggio, perché gli specialisti e gli analisti hanno detto Trump potrebbe mettere i dazi ma poi trattare stato per stato, il che vorrebbe dire frantumare l'Unione Europea come è adesso, non l'Europa, come dicono, sono furbi, no? Così fa a pezzi l'Europa, no, fa a pezzi Bruxelles. Bruxelles è quella che ha voluto la green card, quella che vuole la farina di grillo, quello che ostacola le produzioni locali. Quella Bruxelles che paga perché si acquisca l'allarme per l'ambiente, no, quella lì ve la regalo tutta. Quella Bruxelles di Ursula von der Leyen che era indagata quando era ministro, poi si è bloccato tutto, era indagata per le spese quando era ministro, cose, numeri che forse ho rimosso da tanto grandi erano, o Timmermans, insomma quello che volete. C'è un ascoltatore che mi ricordava Panzeri ieri. Ecco, quella Bruxelles lì non è l'Europa, forse bisognerebbe imparare, io anzi, scusate, parlo per me, bisogna che io impari a parlare di quella lì è Bruxelles, non è l'Europa. L'Europa siamo noi cittadini che vorremmo una convivenza, uno scambio ben di altro tipo. La filippica, andiamo avanti perché altrimenti mi parlo addosso. Abbiamo un'altra, poi questi sono gli aspetti forse più rilevanti di questo mese, ma ci sono anche sul fronte della politica interna. Beh, e come no, è un fatto grosso l'esposto al governo Giorgia Meloni sul caso del comandante libico, e abbiamo anche le fibrillazioni. A proposito, sempre su Affari Italiani, i capigruppo, tra cui Molinari della Lega, Fratelli d'Italia, Bignami, Galeazzo Bignami, il vice capogruppo vicario di Raffaele Nevi di Forza Italia, in un'intervista a Affari Italiani hanno detto all'unisono: sognatevi che si vada alle elezioni anticipate, non ve n'è alcun motivo, perché qualcuno l'ha buttata lì. Fanno credere che possano arrivare le elezioni anticipate, ma questo francamente non sembra, non c'è una situazione, non ci sono. Io ero quello che diceva che non saremmo andati a elezioni anticipate qualche anno fa e ho sbagliato clamorosamente. E allora si impara dagli errori. Lì in realtà c'era una situazione precaria, con Draghi al governo, però con i partiti che lo sostenevano molto malvolentieri, i 5 Stelle, ma anche la stessa Lega, se posso dirlo. Quindi c'era una situazione di fibrillazione. La Lega vedeva che c'era un'emorragia di voti ad appoggiare questo governo, quindi c'era, e io lì ho calcolato male, quindi ho sbagliato. Adesso mi sembra che, al di là di quello che può scrivere Dagospia ma Dagospia è un conto, mi sembra abbia un conto personale con Giorgia Meloni. Domani, per esempio, il Domani o anche il Fatto Quotidiano, insomma, giornali che fanno parte dell'opposizione scrivono ovviamente il peggio possibile, le peggio cose, normalissimo, non c'è niente di sbagliato o di male. Meglio i giornali che cercano di riportare entrambe le cose, ma così va il mondo. Però
voglio dire, non c'è, e mi sembra che il comportamento di Sergio Mattarella lo dimostri, che non scende in campo nella questione di questa lunga lotta, ormai questo braccio di ferro che ha raggiunto l'apice con l'esposto presentato per il caso di Al-Masri. Avete visto, Mattarella è stato in silenzio e i silenzi parlano. Quindi comunque non c'è, escludono ogni possibilità di elezioni anticipate. Invece c'è fibrillazione sull'altro fronte, sul fronte dell'opposizione, perché sono scese in campo le volpi grigie, le eminenze grigie del PD, a partire da Franceschini, e stanno diciamo indicando strategie che non sono convergenti esattamente con quelle di Elly Schlein, per esempio il fatto di presentarsi divisi, no? Marciare divisi per colpire uniti, si diceva un tempo, quindi lo dice Franceschini. Invece Schlein vorrebbe una composizione unitaria anche con i 5 Stelle, qualcuno addirittura non solo con i Verdi, con i Verdi e la sinistra, ma addirittura anche con Renzi e Calenda. E Franceschini, tra l'altro, vorrebbe che il candidato premier non fosse di Schlein, ma fosse Paolo Gentiloni, che lo è stato anche, e quindi Gentiloni, Paolo Gentiloni Silveri di Filottrano, perché lui è di Nobil Schiatta, e questo naturalmente Schlein non lo accetta. E Schlein, in modo credo forse indiretto, ma credo fosse comunque direzionato da quelle bande, ha detto sia chiaro che il PD di oggi sugli immigrati non ha nulla a che vedere col PD di Minniti, e Minniti quando era ministro con Gentiloni. Quindi insomma, e poi ci sono le mosse, le manovre di Romano Prodi che non si arrende mai, quindi c'è della fibrillazione a sinistra. Sono poi gli argomenti che andremo a trattare c'è anche appunto la questione della pace, della tregua, cioè intanto, con Marco Scotto di Affari Italiani. Invece con Francesco Giubilei andiamo un po' a fare una panoramica su questo situazione paradossale dell'assurdo, per cui abbiamo gli esponenti del PD, della sinistra, che inneggiano i clandestini. Il clandestino commette reato nel momento in cui entra illegalmente in un paese. Il diritto alla mobilità c'è, però c'è anche il dovere della legalità, perché altrimenti è il caos, e nel caos soccombono sempre i più deboli. Semplice, non mi sembra sia complicato. E addirittura sono andate ad accogliere, lo sapete, la vicenda dei 43 clandestini che sono ritornati dall'Albania perché la Corte di appello di Roma ha emesso questa sentenza per cui non si possono portare in Albania, bisogna portarli indietro. Sono andati a accogliere come se fossero degli eroi, come se fossero dei... Poi voglia mai che tra di loro non ci sia un attentatore, non ci sia uno stupratore, uno spacciatore. Spero che non ci sia, perché altrimenti questi che sono andati a scrivere welcome, poi hanno parlato Ubaldo Pagano, e anche del PD, ovviamente del PD pugliese, e Marco Lacarra hanno parlato di deportazioni. È un atto di disonestà intellettuale enorme. Le deportazioni sono un'altra cosa. Le deportazioni erano quelle operate nei confronti di chi era nato e abitava in quella città, in quel paese, e hanno fatto i nazisti. Qui si tratta di persone che si sono deportate da sole dai loro paesi di origine per venire in Italia. Parlare di deportazioni è un'infamia disonesta, ma a loro gli piace così. E poi naturalmente, insomma, non si può mai fare a meno di una Silvia Salis, che liberi tutti, migrants welcome, Meloni go home. Anche lei mi sembra abbia scritto qualcosa del genere.
poi il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, che accusa l'Italia per gli accordi con la Libia, perché altrimenti l'Italia sarebbe complice di crimini contro l'umanità. Minniti aveva fatto accordi con la Libia a suo tempo e aveva scongiurato l'arrivo di flotte di barche cariche di persone che sarebbero entrate illegalmente in questo paese. Non è disonestà intellettuale parlare di clandestini, perché ci sono le statistiche, sono intorno all'80%, non vorrei confondere, ma hanno una portata di questo genere le domande, le richieste d'asilo respinte. Cioè l'80% di chi entra non ha titolo e quindi posso cercare io di non essere disonesto e non posso dire che sia clandestino, perché se ha lo status di rifugiato non è clandestino, ma poi l'80% di queste persone lo diventano statisticamente. Questo è comunque il tema che affronteremo con Francesco Giubilei. Poi ci sono i sondaggetti, naturalmente, e c'è la musica per voi. La musica per voi. Oggi andiamo su un genere. Da quando ho deciso che la musica per voi sarebbe stata legata strettamente ai genetriaci, quindi musica e canzoni solo di chi compie gli anni quel giorno, ho scoperto, diciamo, generi che non mi sono consueti, perché per esempio Alice Cooper o Alice Cooper, chiedo scusa per la pronuncia, conoscevo ben poco e oggi è il suo genetriaco e vi faremo sentire alcuni brani. C'è una leggenda da sfatare, l'ha sfatata lui, perché Alice o Alice Cooper, correggetemi voi esperti di rock pesante, metallico, eccetera, non fatemi fare queste figure barbine, era famoso per esagerazioni, e so che a un concerto, ma parecchi decenni fa ormai, lui gli lanciarono un pipistrello e lui lo sbranò, lo fece a metà, pam, in bocca, l'ho piegato. Una visione, se ci pensate. Lui ha raccontato che quando gli hanno buttato il pipistrello pensava fosse di plastica, altrimenti non lo avrebbe sbranato a metà. Comunque questo è il personaggio. Poi un altro personaggio, che un musicista che conoscevo solo di nome, ho avuto modo di ascoltare alcuni brani, molto interessante, Masanori Takahashi, in arte Kitaro. E poi invece questa la conoscevo bene, è una musicista, una cantante indiana molto in auge sul finire degli anni '70, Asha Puthli. Devil is Loose è il brano forse più celebre. E allora andiamo a iniziare questi genetriaci ricorrenze e commemorazioni del 16° giorno di piovoso, che per tutti è un martedì, martis 4 di febbraio, anno domini 2025 o 2025, che dir si voglia. Allora, oggi è il genetriaco di un grandissimo poeta, Jacques Prévert. Bisognerebbe tentare di essere felici, non fosse altro per dare l'esempio. Poi abbiamo Charles Lindbergh, il celebre aviatore, la trasvolata dell'Atlantico, credo. Poi, dunque, lui era statunitense, il papà era spagnolo, non so perché ho sempre creduto fosse messicano di origine, George A. Romero, l'autore della Notte dei morti viventi, che allora è la prima volta che ho visto la Notte dei morti viventi, è stato tanti anni fa, ovviamente,
per telecapodestra in bianco e nero, e quindi io credevo, quella volta si vedeva dove stava arrivando la TV. Quando ho visto questo film stava arrivando la TV a colori, quindi pensavo che fosse diciamo per il motivo di avere la TV a colori, di avere la TV in bianco e nero. Invece proprio il film originale di Romero, girato a bassissimo costo, era in bianco e nero. Poi è stato rifatto con tutto quello che ne consegue. Sono le 13. Donna Sveva è tra noi, il benvenuta e anche il primo intervallo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Donna Sveva appena si appresta, ieri il battesimo del fuoco, se l'è cavata alla grande. Allora io direi di preparare il primo intervallo musicale. Allora vediamo un po'. Sapete cos'è? Sveva è molto giovane e non credo, mi piacerebbe se conosce questo brano, mi farà molto piacere e sono convinto che le piacerà. Vi ho detto Asha Puthli, cantante indiana, soprattutto diciamo jazz e dintorni, Devil is Loose, che non ho mai capito se significa che il diavolo è perduto o il diavolo è confuso. Comunque è un brano dolcemente diabolico, secondo me. Allora vediamo appena sarà disponibile, ve lo facciamo vedere. Intanto mi scrive questo ascoltatore che non si firma, cioè si firma, forse non so, comunque mi scrive: non è disonestà intellettuale dire chiaro che la mangiatoia non si può fermare, ne hanno bisogno le cooperative e il Vaticano. Perfetto, allora se è pronto sentiamo il diavolo loose di Asha Puthli. All day by singing the blues, dine him all night by drinking the blues, the devil is loose, oh the devil is loose, go and get him. He'll be in town while paying his dues. Make him an offer that he can't refuse. I definitely I've been watching and coming for you. I want to be lonely, unhappy, and much abused. He tried to avoid you with some old excuse. Take you for granted as someone to use. Once you've met him, you'll be willing to lose.
I'm Eccoci di nuovo in diretta con Radio Libertà con Che giorno è? Sempre telefoni aperti se lo volete 02 92 94 7222 e poi servizio WhatsApp 340 670 9659. Stavamo sciorinando i genetriaci, eravamo arrivati a Giorgio Romero, invece il compagno G, ve lo ricordate? Primo Greganti, è stato il bersaglio di tutti gli anticomunisti italiani degli anni 90 perché era invischiato, insomma, cioè era stato più volte trattenuto, interrogato da Antonino Di Pietro, ma non ha mai parlato. E andiamo oggi 80 anni, ma come corre il tempo. Asha Putli e poi abbiamo un attore che è scomparso un paio di anni fa, Ivano Marescotti, si direbbe un attore di genere, che però io me lo ricordo ricoprire ruoli anche in un film serio come Il muro di gomma e poi forse credo, visto l'entità del successo, non ricordo più quale nome avesse, era il papà dell'innamorata di Checco Zalone in Cado dalle nubi. Era il papà leghista convinto. Vi ricordate? Io credo che molti l'avranno visto. Quando Checco Zalone incrocia la statua dell'Alberto del Giussano, Power Ranger! Io vi assicuro che sto parlando, era un film che era 2009, quindi c'era ancora un anelito di un certo tipo, i leghisti sanno di cosa parlo. Vi assicuro però che tanti leghisti, ma anche più convinti, ancora più spinti del sottoscritto, hanno detto che gli ha fatto ridere, perché quando fai, è lì il genio, fa ridere, perché nel momento in cui fa ridere, demitizzi, smitizzi, e quindi colpisci, e quando invece ferisci, che provochi reazione. E Checco Zalone ha la soavità del tocco. E Marescotti, che tra l'altro era comunista, antileghista, addirittura ce l'aveva anche addirittura con 5 Stelle, aveva magistralmente interpretato la parte del leghista in quel film. E poi quando Checco Zalone, lì aveva ragione lui però, quando gli buttano via le orecchiette che gli aveva fatto arrivare dalla Puglia e lui scopre che le hanno buttate via e si incavola, si inalbera, ha ragione. Le orecchiette pugliesi, cioè, quelli sono delitti, quelli secondo me vanno messi nel codice, non so se civile o penale, ma sono reati, ecco, sono reati, non esageriamo, buttare via chi ha avuto la fortuna di mangiare sa. Poi abbiamo Alice Cooper, che in realtà si chiama Vincent Fournier, quindi ha un cognome francese, anche se lui è statunitense. Poi un attore che sembrava essere stato preso, diciamo, lanciato, ma francamente non è mai emerso, Patrick Bergin, attore inglese, irlandese addirittura, è uno dei suoi primi film, piuttosto diciamo anche non un brutto film, per carità, ma un po' strombazzati, Le montagne della luna, poi addirittura ha interpretato un Robin Hood, ma insomma poi credo che sia anche che io non ho mai visto, ho letto con Il nemico, ma non è arrivato a quella notorietà, a quella fama che i film che gli facevano fare erano tutti film di cassetta, insomma, film di prima linea. Poi Il lupo solitario, L'Araba Fenice, Il Gran Pavese Varietà, Sciusi Bledi e Patrizio Roversi. Ah, Vevè.
poi sono passati in Rai, cosa facevano? Turisti per caso. Ah, che brutto! Io sono romantico sotto sotto. Quando ho saputo che si sono separati Patrizio Roversi e Susie Bledi, wow, che tristezza. Va bene, poi abbiamo, come ho detto, Kitaro, poi un grandissimo scusate, uno sciatore davvero notevole che si è incrociato però con lui, era il re incontrastato, l'imperatore, perché poi vinceva in tutte le specialità, slalom, discesa, super G, gigante, infatti ha vinto un oro olimpico, un bronzo, poi i campionati del campione del mondo, eccetera, eccetera. Pirmin Zurbriggen, poi gli è arrivato, tra gli sci, gli è arrivato Alberto Tomba, che gli ha sicuramente, probabilmente sarebbe ricordato come è ricordato come un grande campione per Zurbriggen. Lo sarebbe ricordato ancora di più in termini ancora maggiori se non avesse avuto il nostro grande tombolone, Tomba la bomba. C'era una scena meravigliosa prima, ma era una gara, io non vorrei sbagliare, credo fosse una gara dei campionati del mondo, non della Coppa del Mondo, non vorrei sbagliare. Ed stavano salendo erano in fila per recarsi al punto di partenza credo fosse lo slalom, sì, era lo slalom, perché Tomba non ha mai fatto le discese, l'ha fatto una volta sola. E c'era Tomba, era dietro Zurbriggen e con il bastone dello sci andava a punzecchiare il sedere. Meraviglioso, meraviglioso. Alberto Tomba è stato una meraviglia, anche se secondo me il più grande sciatore è stato Ingmar Stenmark, perché non so cosa sembrava che avesse i cuscinetti sotto gli sci, non sembrava che non toccasse neanche la neve, era mai visto una cosa del genere. Infatti lui non è mai caduto nella sua carriera. Va bene, io ho provato solo a fare un po' di fondo, per poi quando mi spacco tutto. Amo lo sci, ma lo guardo. Poi si ricorda sempre, quando si parla di calcio, di solito, io parlo per me, ma vedo che è un po' condiviso. Se individuiamo un giocatore che consideriamo molto forte e poi questo giocatore diventa forte, l'avevo visto io, io per esempio ne ho di giocatori, Andrea Pirlo, che avevo visto a 16 anni, Paolo Maldini a 16 anni, quindi, e altri ancora. Mi ricordo Stefano Borgonovo, che forse non è arrivato a fare la carriera che pensavo, però insomma, ha fatto una fantastica carriera. Lo stesso Roberto Baggio, Totti, insomma, calciatori che li vedi da ragazzini e dici questo diventerà un fuoriclasse, un campione. E poi però questo in realtà non lo fai solo con quelli che poi ci riescono, ti ricordi quelli che poi hai indovinato, quelli che non hai indovinato tendi a scordarteli. Uno di questi è stato Egidio Notari Stefano, che ha giocato nel Como e poi nel Lecce. Tra l'altro l'ho scoperto in un'intervista di un mese fa, no, dell'autunno scorso, in un giornale locale, mi è caduto l'occhio e avevo letto, però poi ho scoperto meglio, lui praticamente a 22 anni si è fracassato tutto e non ha più recuperato da quell'infortunio. Quindi sarà che sì, io mi sarò sbagliato, ma ci ha messo anche il diavolo, ci ha messo il suo malvagio zampino. Un disgraziato figlio d'arte, che gioco di parole. Per chi? Ovviamente per Hunter Biden, che ne ha combinate più di Bertoldi in Francia e che però alla fine è stato graziato dal papà. Uno che non è di centrodestra, ma non è neanche di centrosinistra, mi ha detto cosa doveva fare. Ormai a una certa, si parla di Joe Biden, a una certa età non è più ben in salute, deve lasciare il figlio, abbandonare il figlio in carcere, eccetera. Un papà, se tu ragioni sul papà, però c'è una legge e poi il papà non è
un operaio, uno che passa per strada. Il papà è il presidente degli Stati Uniti. E poi Trump ha disgraziato quelli di Capitol Hill e praticamente ognuno ha i disgraziati suoi. Francesco Belsito invece, che a noi leghisti evoca ricordi francamente poco gradevoli, i diamanti in Tanzania sono stati anni do fuego, 2012, qui a Radio Padania sono stati anni di frontiera, ma non che di frontiera, di mitragliamento, tutti i leghisti che telefonavano furibondi, ma erano veramente... Poi se la prendevano con noi che erano dietro il microfono e quindi anche per noi qua dietro il microfono cioè, dovessi mangiare tutta quella M, noi stiamo facendo il nostro lavoro, stiamo cercando di dare spazio per far sentire, intervistavamo, abbiamo cercato, abbiamo intervistato anche i diretti interessati, abbiamo fatto il nostro lavoro, però diciamo che questa era diciamo il sentiment di Radio Padania, che era una comunità, molte di quelle persone non ci sono neanche più e quindi non sono nella Lega, quindi tante cose sono cambiate, però ci sono state cose fantastiche, bellissime. La notte del 2008 per esempio mi ricordo, e ce ne sono state altre decisamente più complicate. E poi Francesco Belsito, genovese ma di origini calabrese. E poi la signora Cassano, Carolina Marcialis, che è la moglie di Cassano, di Cassantonio, le Cassanate, Fant'Antonio, grande giocatore del Bari, che poi ha giocato anche nel Milan, nell'Inter, nella Roma, nel Real Madrid. Ha anche vinto, è arrivato in finale agli europei di calcio nel 2012. Diciamo che, visto un talento incredibile che possedeva, che era in suo possesso, molti si aspettavano qualcosa in più. Raccontava Battistuta, che ha giocato con lui alla Roma, diceva Battistuta che nella sua carriera, bene o male, nazionale argentino, con una Fiorentina che era più forte, quella di adesso è diventata essere forte, ma quella era forte. Diceva che lui nella sua carriera aveva visto solo Maradona fare cose più grandi di quelle di Cassano. Interista peraltro. Intanto, a quello che ho capito, è molto bella la sua signora, che è anche nazionale di pallanuoto, quindi i figli sono condannati a diventare grandi atleti, però a leggere certe cronache insomma sono complici, perché anche lei è matta come lui, nel senso buono, perché comunque anche se non ha mai fatto nulla di male, sarà antipatico se volete, ma non mi sembra aver fatto mai nulla e poi alcune delle sue giocate sono le ultime grandi giocate commesse e compiute da un giocatore italiano. Se uno vuole essere legato ai campioni italiani, lui è l'ultimo, dopo classe 1982. Auguri allora alla sua signora, oggi sicuramente celebreranno. Oggi ho sentito che il figlio di Trump era a caccia di specie protette in Italia, ma io ho un certo dubbio. Uno, possibile che se ciò fosse nessuno se ne è accorto e non l'ha bloccato? Due, possibile che in un periodo dove il padre Donald era per la corsa alla Casa Bianca il figlio si azzarda a questo fatto? Tre, non sarà che qualcosa c'entri con l'intelligenza artificiale? Boh, Clara da Sondrio che nutre sospetti. Ci sono le foto di lui con queste anatre che non doveva cacciare in laguna a Venezia. Io sapevo, no, c'è proprio una suddivisione quasi federalista. Per cacciare in una regione devi essere residente in quella regione, e se non sei residente, se non sbaglio, devi chiedere una deroga, se non ricordo male. 22-23 anni fa era così. Mi sembra francamente, non voglio fare il complottista, però che un miliardario allora intanto, quindi se pagando chiedi dei permessi, li ottieni,
un miliardario, figlio di Trump, non abbia i soldi per chiedere i permessi mi risulta strano. Se si vuol fare lo scandalo, comunque, sinceramente, la vedo come notizia irrilevante. Comunque, grazie Clara per la tua attenzione. E poi, grazie di aver ricordato Ivano Marescotti, mio amico di Ravenna, e poi preso le vie di Roma con nulla in tasca e parlavamo se faceva bene. Io dissi segui i desideri meglio che i rimpianti. Non sapevo fosse un tuo conoscente, Maurizio. Aveva lasciato il suo bar Arci. Quindi mi fa piacere. Ho anche rischiato, visto che era di sinistra, di non parlarne bene, ma sinceramente io me lo ricordo in una parte molto riuscita anche nel Muro di Gomma. Ripeto, sempre non da protagonista. E poi la figura che lui ha dipinto in Cado dalle nubi, del leghista classico, era meravigliosa. Allora, facciamo così, andiamo a esplorare qualche brano di questa musica hard di Alice Cooper e poi riprenderemo con i sondaggetti. Hi, honey. No, no. Oh, yes. Hey, stupid! What do you think you're doing? Take it slow. You ain't living in a video. You're flying low at a high velocity. No doubt you're stressing out. That ain't what rock and roll's about. Get up that one-way trip down Lonely Street. Now I know you've been kicked around. You ain't alone in this ugly town. You stick a needle in your arm. You bite the dust, you find the phone. Hey, 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 hey. Hey, stupid, what you trying to do? Hey, 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 hey. Hey, stupid, then will you lose? Hey, 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 hey. Hey, stupid. Come on, girl, it's a better day. Get your foot out of that grave. Don't let that one love tear your world apart. Come on, babe, kick that stuff. Show the street it ain't so tough. Quit lying around with a crippled, broken heart. Now I know you've been seeing red. Don't put a pistol to your head. Sometimes your answer's heaven sent. Your way is so damn proud of man. Hey, 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 hey. Hey, stupid, what you trying to do? Hey, 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 hey. Hey, stupid, then when you lose. Hey, 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 hey. Hey, stupid. This ain't your daddy talking, you know, I know. Your story ain't so shocking, you know.
you trying to do? Hey, stupid. Then when you lose. What you trying to do? If you do that, then when you lose. Hey, stupid. Beh, insomma, allora ve lo dico, non è il mio genere, ma credo di aver fornito roba buona. Perfetto, avervi fornito roba buona, passa il carabiniere mi porta via. Intendo musica, mi raccomando. Adesso invece è il momento dei sondaggetti, rilevamenti demoscopici. Qui abbiamo in realtà un dato Istat, prezzi al consumo, secondo le stime preliminari nel mese di gennaio l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi aumenta di 0,6 su dicembre e dell'1,5 su gennaio 2024, da più 1,3 del mese precedente, quindi questa tendenza a un ritorno di fiamma dell'inflazione e che in realtà avevamo visto già a dicembre si sta sviluppando. Vediamo se questo poi dipende dalla situazione complessiva europea o da altri fattori. Allora, l'accelerazione tendenziale è prevalentemente dovuta all'aumento dei prezzi dei beni energetici regolamentati e dall'attenuarsi della flessione di quelli dei beni energetici non regolamentati, in misura minore dall'aumento del ritmo di crescita dei prezzi dei beni alimentari lavorati. Togliamo la condivisione. Allora, perché scappi via? Perché scappa via questo mouse? Il topo, è il raton. La novità del 2025 per misurare l'inflazione utilizzato sempre nel calcolo, l'aggiornamento dei beni e dei servizi inclusi nel paniere tiene conto sia delle novità delle abitudini di spesa. Sono usciti per esempio nel paniere i tamponi del Covid, per il 49,4% dei prodotti del paniere la raccolta dei dati è effettuata con tecniche tradizionali. Poi vediamo, non ci sono, non è qui l'elenco dei prodotti che sono stati tolti o aggiunti. Chiudiamo. Andiamo. Le 13:29, azione Lepre. Questa è analisi politica su Israele e Palestina. Abbiamo la solidarietà per i palestinesi, 19 nel 2005, 21 nel 2025, per il popolo israeliano 11 nel 2005 e 15 nel 2025. La Palestina esiste da più tempo di quello dello Stato di Israele, vero 38, falso 23, non sa 39. Il 20% dei cittadini dello Stato di Israele sono arabi palestinesi, vero 34, falso 12, non so 54. Vero o falso, Israele appena fondato ha attaccato militarmente i paesi circostanti anche per ampliare il suo territorio, vero 34, falso 32. E poi la Palestina, la proposta di creazione è fatta dall'ONU nel 1947, fu rifiutata dagli altri stati arabi, vero 27, falso 15, non sa 58. Chiudiamo. Poi abbiamo questo azione Lepre perché sono già le 13:30. Ipsos, le intenzioni di voto. Abbiamo Fratelli d'Italia 27,8, PD 22,8, 5 Stelle 12,8, Lega 8,5, Forza Italia 8,5, Alleanza Verdi Sinistra 5,8, Renzi 2,5, Calenda 2. Chiudiamo. Poi l'ultimo sondaggetto
Vediamo se riusciamo. Presto e bene non vanno insieme. Fretta e cattiva consigliera. La gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Tecne abbiamo anche qui il borsino dei partiti: Fratelli d'Italia 29,7, PD 22,8, Forza Italia 11,4, 5 Stelle 10,7, Lega 8,6, Verdi e Sinistra 5,9, Calenda 2,7, Renzi 2,3. Chiudiamo e andiamo all'intervallo tra 5 minuti, 4 minuti, per parlare di un panoramica di questo gennaio 2025 che abbiamo chiuso venerdì scorso con Marco Scotti di Affari Italiani. Your cruel device, your blood like ice. One look could kill my pain, your thrill. I wanna love you, but I better not touch. I wanna hold you, but my senses tell me to stop. I wanna kiss you, but I want it too much. I wanna taste you, but your lips are venomous poison. Your poison running through my veins. Your poison. I don't wanna break these chains. Your mouth so hot, your web, I'm caught. Your skin so wet, black lace on sweat. I hear you calling and it's needles and pins. I wanna hurt you just to hear you screaming my name. Don't wanna touch you, but you're under my skin. I wanna kiss you, but your lips are venomous poison. Your poison running through my veins. Your poison. I don't wanna break these chains. Poison. One look could kill my pain, your thrill. I wanna love you, but I better not touch. I wanna hold you, but my senses tell me to stop. I wanna kiss you, but I want it too much. I wanna taste you, but your lips are venomous poison. Your poison running through my veins. Your poison. I don't wanna break these chains. Poison. I wanna love you, but I better not touch. Don't touch. I wanna hold you, but my senses tell me to stop. I wanna kiss you, but I want it too much, too much. I wanna taste you, but your lips are venomous poison. I don't wanna break these chains. Poison. Running deep inside my veins. Burning deep inside my veins. Poison. I don't wanna break these
Dunque, andiamo con il primo ospite di oggi. Che giorno? No, scusate, adesso siamo passati da che giorno è che ho chiuso prima. Siamo passati a oltre la pagina e lo facciamo con il co-direttore di Affari Italiani, con lui per una visione quasi panoramica di questo inizio d'anno, di questo gennaio che abbiamo chiuso, vi ho detto prima, venerdì, tante cose sul fronte della politica internazionale, ma anche sul fronte della politica interna. Credo che tra qualche allora ancora non è disponibile, diciamo che la madre di tutti gli eventi è l'avvento. Allora, perfetto. Allora, è l'avvento di Trump 2 la vendetta, il 20 di gennaio alla Casa Bianca. Intanto mettiamo la sigla del che giorno è. No, scusate, oltre la pagina. Oh, scusami Sveva, questi errori di questo povero vecchio. Vecchiaia, sei giovane. Va ora in onda oltre la pagina. Benissimo, nonostante la mia defiance, Sveva ha stabilito la connessione Skype con il nostro ospite. Abbiamo in collegamento il co-direttore di Affari Italiani, ricordiamo il più antico giornale online italiano, Marco Scotti. Bentornato direttore, grazie per essere qui con noi. Ciao a tutti e grazie a voi per l'invito. Allora, io volevo un po' fare una panoramica con te di questo inizio 2025, dicevo il mese di gennaio che è partito coi botti, la data forse quella più memorabile è il 20 gennaio, Trump 2 la vendetta alla Casa Bianca. Abbiamo però tante situazioni anche sul fronte interno. Mi hai dato conto che tu ieri avevate in apertura diciamo queste divisioni di cui si parla poco all'interno della sinistra. Franceschini ha un'idea e ha un candidato presidente del Consiglio che non è Ellis Lane. Poi io non voglio la mia età commettere e col mestiere che facciamo, non voglio essere ingenuo, non posso permettermelo, però la liberazione degli ostaggi e la tregua sulla striscia di Gaza, a me proprio umanamente provo un'empatia per queste ragazze specialmente, no, che vediamo liberate, che insomma io mi sono anche un po' commosso, ma umanamente non è perché ho sempre pensato a quale sorte terrificante rischiavano di andare incontro queste vittime. E una tregua che sarebbe stata anche comunque agevolata dallo stesso Trump. E poi Trump, i dazi. Il dazio è tratto perché lo ha annunciato, poi un po' si è fermato, ha cominciato col Messico, col Canada, con la Cina, poi ha detto guardate, poi non pensate voi europei di scappare. Scholz gli ha risposto, io riprendo anche un po' quello che avete scritto, che ha scritto la tua redazione. Scholz gli ha risposto per le rime, ma Scholz sta per andare alle elezioni e presumibilmente non sarà rieletto. C'è parecchio, insomma, un caleidoscopio di fatti, di eventi tutti molto importanti, dei quali possiamo vedere un po' cosa ci aspetta in questo 2025. Direttore, a te la parola. Beh, allora, come dicevi giustamente tu, ci sono veramente tantissimi temi adesso che stanno emergendo e tanti altri ne emergeranno nei mesi che verranno. Passiamo dal 20 gennaio. Il 20 gennaio l'inaugurazione del Trump 2, la vendetta come l'hai chiamato tu, ha dimostrato che è veramente un po' una vendetta quella che lui sta maturando, perché ritiene
internamente di essere stato vittima, a parte che lui resta ancora convinto che ci sono stati dei brogli per quanto riguarda le elezioni di Biden nel 2020 e da questo non lo smuove nessuno. Ritiene che l'amministrazione americana stelle strisce, dall'FBI a tutti gli enti governativi, all'UNAID, insomma ce ne sono tantissimi, abbiano marciato contro di lui, abbiano lavorato contro di lui nei 4 anni di giunta Biden, e quindi sta facendo sostanzialmente piazza pulita negli Stati Uniti. Ma soprattutto Trump sta cercando di alzare il livello dello scontro. Io non penso che Trump sia un pazzo, come in molti lo definiscono, anzi Trump è uno che ha ben chiaro come bisogna trattare in questo momento, cioè in maniera muscolare. E quindi quando poi dice adesso faremo i dazi al Messico, che cosa ottiene? Immediatamente che vengono schierati 10.000 uomini al confine tra Messico e gli Stati Uniti, e lui sostiene che quella sia la rotta del fentanyl, ha un'emergenza spaventosa con 500.000 di morti all'anno per overdose di fentanyl e di altri farmaci, e lui in questo modo cerca di mettere una prima pietra per provare a risolvere questo tema. Quindi non è tanto il fatto dei dazi, è che cosa si ottiene in cambio nel momento in cui questi dazi vengono sventolati davanti ai paesi. Stessa cosa con il Canada. È ovvio che Trump non abbia intenzione di muovere guerra contro il Canada per annetterlo militarmente, di farlo diventare il 51esimo Stato degli Stati Uniti, ma ha intenzione, quello sì, di cambiare i rapporti di forza tra Canada e Stati Uniti. Vuole che la circolazione delle merci sia ancora più libera, vuole che i canadesi si sentano incentivati a fare acquisti negli Stati Uniti e quindi ad aumentare quello che è l'import-export e la bilancia commerciale famosa tra Stati Uniti e Canada. Vengo poi alla seconda parte della tua domanda e poi mi soffermo un po' sul PD, ma prima mi corre l'obbligo di parlare un attimo dell'Unione Europea. L'Unione Europea, Trump ha capito benissimo che l'Unione Europea è un soggetto debole, e questo va detto una volta per tutte. Cioè, mentre la Cina si può permettere dall'oggi al domani di alzare i dazi sul carbone e sulle altre fonti di energia che arrivano dagli Stati Uniti, l'Europa in questo momento ha le mani legate. Ha le mani legate perché comunque è dipendente da qualsivoglia forma di energia, prima era la Russia, domani saranno gli stessi Stati Uniti, che stanno progettando da anni di entrare al posto della Russia per diventare i primi fornitori di energia all'Europa. Hanno i problemi in Africa, il piano Mattei di Meloni è tutt'altro che completato e comunque rimane un terreno fortissimamente coinvolto da tensioni geopolitiche sempre più drammatiche. Guarda quello che sta succedendo adesso in Ruanda e in Congo, quello che è successo nei mesi scorsi in Sudan, cioè è un continente che continua a ribollire, quindi è difficile affidarsi a lui nel momento in cui si deve poi trovare una stabilità energetica, per cui è naturale rivolgersi agli Stati Uniti. Quindi Trump sa che da questo punto di vista l'Europa è in difficoltà sulla difesa perché non trova un accordo, e quindi al di là del 2%, 5%, 100% del PIL destinato alla difesa, non si trova mai una quadra per quanto riguarda la spesa che si deve fare, e non si trova una quadra soprattutto sulla difesa comune. Quindi che è un continente, per modo di dire, sì, è un continente nel senso che è un agglomerato di stati che, pur essendo federati in qualche modo in una confederazione di stati, non sono per niente federali e di conseguenza non trovano alcun tipo di solidarietà comune, non trovano la possibilità di fare bond comuni, debito comune, difesa comune. E chi più ne ha più ne metta. Pensa al tema dei migranti, quanto è stato dibattuto e quanto alla fine è stato foriero soltanto di confusione, di fraintendimenti, di lotte intestine tra i paesi, ognuno che agiva pro domo suo, l'Austria che chiudeva i confini, Malta che respingeva le navi, insomma, cioè una gran confusione, e mai c'è stato un disegno comune di politica di gestione dei migranti. E questo per quanto riguarda naturalmente di Trump. Poi ovvio, ma ne parliamo dopo, che c'è anche tutto il tema della politica interna italiana che in questo momento ribolle e sobbolle, soprattutto a sinistra, dove come al solito, manco a dirlo, invece che cercare un'unità per provare a costruire un'alternativa credibile a un centrodestra che, non dimentichiamolo, gli ultimi sondaggi danno al 48%, quindi comunque mi sembra piuttosto avanti rispetto al centro-sinistra, ma non riescono a trovare un'alternativa credibile, non riescono a trovare un punto di unione, un punto di incontro, una tematica comune su cui ripartire e ricostruire. Siamo ancora fermi ai temi dell'Ulivo del 96 e del 2006, e quindi in bocca al lupo sotto certi punti di vista. Ne parliamo dopo perché non voglio rubarti troppo tempo consecutivo. No, anzi, un'osservazione molto terra. Tu puoi immaginare Radio Libertà, la Lega, puoi immaginarti da che parte voto, ma un'osservazione come cittadino prima ancora che come giornalista. Io sto osservando che tanti, ci sono metà che non vanno a votare, ma tanti vanno a votare da destra per disperazione nei confronti della sinistra. Cioè, non è che siano tutti convinti dell'offerta politica in Italia, ma a questo punto non mi sembra che Trump sicuramente
aveva già fatto benissimo in economia ed è stato il Covid che lo ha fottuto, che lo ha fregato, chiedo scusa le parolacce, 5 anni fa. Quindi non è un incapace Trump, probabilmente è anche meglio di Biden, farà meglio di Biden e sicuramente secondo me è meglio di Kamala Harris che non aveva nessun tipo di esperienza. Quindi non sto dicendo che è un'offerta al ribasso, però ho l'impressione che proprio lo spirito di chi va a votare sia della scelta non solo del meno peggio, ma di scamparla dal peggio, per paura. C'è gente che vota a destra per paura che vada alla sinistra, ma non è più la paura dei comunisti di 30, 40, 50 anni fa, è proprio la paura di quello che viene come offerta politica da parte del centro-sinistra. Guarda, è sicuramente un discorso partigiano, Marco, ma io cerco anche di fare mente locale, cerco di essere onesto, faccio mente locale anche in base a chi conosci, a quello che vedi, a quello che percepisci. E questo secondo me è sbagliatissimo, perché si rischia solo di andare al ribasso, di avere politici sempre peggiori, che sono sempre più ostaggi di altri tipi di potere che noi non possiamo controllare. Questa è la mia vera preoccupazione come cittadino. Ma io sono perfettamente d'accordo con te, ma ne faccio un discorso ancora più ampio e ancora più completo. Negli Stati Uniti, così come in Europa, così come in tanti altri paesi, ma soffermiamoci, come dire, al mondo occidentale in senso lato, c'è una crisi enorme del progressismo, c'è una crisi enorme dei temi che riguardano il progressismo. Tu pensa soltanto al fatto che negli Stati Uniti, così come in Europa, la sinistra ormai viene etichettata tendenzialmente come radical chic, protettrice delle classi più abbienti e non più di quelle meno abbienti, sempre più lontana dalle istanze delle fabbriche, dei poveri, dei lavoratori, quindi tutta la classe operaia ha dovuto guardare altrove. Le viene riconosciuto come unico tema su cui si è spesa sempre comunque quello del gender, chiamiamolo così in senso molto lato, un termine che a me non piace ma che, come dire, riassume bene tutto il tema, per cui i diritti sono giusti, giustissimi e giustificatissimi, ci mancherebbe l'altro. Se però la tua, come dire, la tua competenza politica, la tua idea politica si risolve tutto intorno a questa cosa qua e basta, diventa un po' un problema. Così come diventa un problema anche sostenere una idea progressista negli Stati Uniti come in Europa, quando non c'è grande motivazione per farlo. Mi spiego meglio. L'effetto delle politiche di Trump, ad esempio, poteva essere combattuto in vari modi per chi volesse in qualche modo opporsi a quello che era stata la prima amministrazione Trump. Certamente, però, scegliere per come dire, contrastare quanto fatto da Trump nei 4 anni precedenti, di abbandonare l'Afghanistan nel modo in cui l'ha fatto Biden, di lasciare sostanzialmente carta bianca alla NATO e all'Ucraina, tutti quanti, nella gestione dell'affaire Putin, perché non dimentichiamoci che Putin è sicuramente una persona pericolosa, poi possiamo modulare come meglio crediamo i giudizi su di lui, ma non è che un giorno lui si è svegliato ed è impazzito dicendo adesso io invado l'Ucraina. C'è stato, come dire, un'escalation che è andata avanti per anni e anni e anni e che si è intensificata soprattutto nei 4 anni di amministrazione Biden. Allora, su questo, se l'offerta politica è semplicemente contro, oppure si risolve su determinate tematiche che sono sicuramente importanti e ci mancherebbe altro, ma che non rilevano nella vita di tutti quanti quotidianamente, questo diventa un problema. Ti faccio un altro esempio. Noi viviamo a Milano, città bellissima, straordinaria, eccezionale, tutto quello che ci pare. Milano però città esclusiva nel senso proprio letterale del termine, cioè che esclude. E questa città è diventata un po' l'emblema di quella che è la sinistra adesso in Italia e anche in Europa, se vuoi, cioè una sinistra più concentrata, come dire, sui diritti di pochi, sulla tutela di alcune istanze che tendenzialmente appartengono alle classi più abbienti, sulla difesa di tutto quello che sono tematiche invece di natura identitaria, sessuale, chiamalo come preferisci, ma manca tutta la parte di difesa dei lavoratori, difesa dei giovani, lavoro delle donne, operai, salari troppo bassi, inflazione, carrello della spesa sempre più caro, tutti temi fondamentali, e la sinistra si è ridotta invece a parlare di queste cose per slogan. E questo automaticamente ha prodotto che la gente a un certo punto abbia detto ma sai che c'è, ma che basta, anche se non sono storicamente e formalmente di destra, voto a destra perché almeno trovo delle risposte più precise, puntuali e pratiche ai problemi della vita di tutti i giorni. Tra l'altro mi sembra che il ritorno inaudito è la seconda volta che succede nella storia degli Stati Uniti, quindi davvero raro, di Trump sia anche la dimostrazione a livello mondiale che la demonizzazione dell'avversario, quella ossessiva che abbiamo visto in Italia a partire da Berlusconi,
diciamo che comincia a essere meno efficace di quanto non sia stato per un po' di tempo. Questo sicuro. Non per niente, come dire, nemmeno le indagini federali su Trump, nemmeno l'assalto a Capitol Hill, nemmeno l'aver rubato documenti secretati e tutto quanto, gli hanno impedito di rivincere le elezioni. Significa che veramente poi la dialettica politica che viene fatta dalla parte progressista, li chiamiamo democratici, li chiamiamo Ulivo, li chiamiamo come ci pare, non sta funzionando. Allora o ci si fa un profondo esame di coscienza e si dice che si riparte veramente da altre tematiche, che devono però essere ben chiare, ben esplicitate. Ci sono milioni di giovani che vivono nelle grandi città che non riescono a vivere da soli, ma che devono vivere insieme in condivisione a 30 anni, 35 anni. Questo è un tema che non viene mai affrontato, mai. C'è il tema enorme del lavoro delle donne. Noi abbiamo un'occupazione tra le più basse in Europa delle donne. È un tema che non viene mai affrontato, anzi, che la sinistra, che avrebbe dovuto farne un baluardo perché ha alle spalle 50 anni di lotta femminista e di storia importante sotto quell'aspetto, è riuscito ad appaltarlo alla destra. Quindi capisci che è fallimentare il procedimento, il processo che è stato fatto da questa sinistra. E adesso ci ritroviamo dopo 2 anni e mezzo di governo Meloni, in cui comunque i sondaggi restano più che positivi, perché l'ho detto prima, è al 48%, Fratelli d'Italia viene accreditato addirittura al 30%, nonostante 2 anni e mezzo di governo. È un unicum questa cosa. Ci sono stati degli scazzi dentro la maggioranza tra Salvini, Meloni, Tajani, sì, ma li hanno sempre ricomposti nel giro di poco tempo. Se fosse successo con un governo di centro-sinistra, probabilmente ci sarebbe stata e la scissione e una nuova corrente e il gruppo misto e chiamavi a supporto qualcun altro perché usciva qualcuno dal governo. L'abbiamo già vista questa roba, l'abbiamo vista nel 96, l'abbiamo vista nel 2006 e ogni volta la fine è stata la medesima. Allora, intendiamoci, in questo momento la sinistra deve trovare una voce unica che non può essere Romano Prodi per sopraggiunti limiti di età, cioè viva Dio, serve qualcuno di più giovane. Giorgia Meloni, se non sbaglio, ha 47 anni, 46 storia. Ecco, non dico che debba essere un under 40, ma neanche un over 80 per quanto mi riguarda, che sia capace di federare profondamente la sinistra, partendo anche da un nome. Non piace la Schlein, che comunque ha riportato il PD al 20 e passa per cento, quindi qualcosa le va riconosciuto. Non piace la Schlein, vogliamo Gentiloni, che comunque insomma anche lui non è più freschissimo. Vogliamo Giuseppe Conte, basta che ci si intenda intorno a un numero, intorno a un nome, scusate, e da lì si riparta convinti, coesi e pronti. Altrimenti centrodestra andrà avanti a governare per i prossimi 25 anni probabilmente. Marco, avessi una frase, non vorrei mancare di serietà, ma comunque perché non è così, ma la frase farà un po' sorridere, ma io ho sentito leghisti, non posso fare il nome, dire che se la sinistra candidasse Vincenzo De Luca, per la destra sarebbero problemi. È un'iperbole, però anche forse denuncia quello che anche tu hai riportato noi ieri, cioè Franceschini che vorrebbe Gentiloni Premier, eccetera, che è un po' di assolutamente poca chiarezza. Il centrodestra va al voto, chi ha preso più voti? Bene, li ha presi Giorgia Meloni, magari Salvini non avrà fatto salti di gioia, ma ha rispettato i patti, Forza Italia ha rispettato i patti, e c'è un governo che secondo me ha un merito, riuscendo a tenere a galla l'economia, rischiava l'economia, invece ci sono tutti, diciamo, anche i parametri internazionali, lo spread, eccetera. L'inflazione è tornata un po' a farsi sentire, ma comunque l'Italia economicamente tiene, e finché tiene dal punto di vista economico ci sarà la stabilità necessaria per andare avanti, credo io, non voglio sembrare eccessivamente ottimista. Ma parte anche, come dicevi tu, dalla chiarezza. La sinistra niente da fare. E secondo te Vincenzo De Luca potrebbe essere, anche se comincia anche lui ad avere la sua età, però potrebbe essere l'unificatore, quello che magari riporta anche astensioni eccetera al voto? Perché comunque il personaggio è sicuramente spicca nel panorama politico italiano. Sì, sicuramente. Secondo me però il tema non è tanto sui nomi, cioè Vincenzo De Luca può essere un ottimo leader del centro-sinistra, così come potrebbero essere anche Michele Emiliano, quindi comunque i governatori forti del sud che hanno avuto a lungo sotto mano la borsa anche di regioni storicamente complicate e quindi sono abituati a fare, non so come dire, non vengono catapultati nel mondo della politica
da altre professioni, da altro, quindi su quello sicuramente potrebbe essere un buon nome. Il problema però che poi è, una volta individuato Vincenzo De Luca, o chi per lui, o chi insomma sarà scelto, trovare poi un'agenda comune, trovare un tema intorno a cui non ci si possa in alcun modo allontanare e derogare. Allora, secondo me l'unico modo è fare come ha fatto il centrodestra adesso. Ognuno dice qual è la cosa imprescindibile che diventa parte integrante del patto di maggioranza, del patto di governo, lo chiamiamo come ci pare, e su quello poi si può ripartire. Ma se ognuno ogni volta si sveglia e dice no, per me secondo me è importante fare questa cosa qui, quest'altra, e se no allora non do la fiducia, se no allora mi ritiro sull'Aventino, ragazzi, così non funziona e non funzionerà mai. Ripeto, cioè, l'hai ricordato tu prima, anche il fatto che l'economia stia andando bene non è tutto merito di Giorgia Meloni e del suo governo, con tutto che, per carità di Dio, c'è un PNRR che comunque sta funzionando, c'è una economia post-pandemica che comunque sta correndo tanto, fortunatamente ovviamente, c'è un'inflazione che si è un po' ridotta, anche se adesso abbiamo visto ieri sono usciti dei dati un pochino meno incoraggianti, anno su anno ancora l'1,5, ma insomma, vabbè, è tutto, come dire, nell'alveo di quello che è tollerabile. Secondo me c'è lo spread, dicevi giustamente tu, che è basso, fortunatamente, ed è basso anche per la debolezza strutturale che hanno in questo momento Germania e Francia, quindi l'Italia è un paese su cui scommettere più che Francia e Germania perché ha una stabilità di governo che questi paesi non hanno. La Germania andrà alle elezioni con la grande incognita di che cosa succederà. Sicuramente non ci sarà Scholz poi a fare il cancelliere, ma chiunque ci sarà poi dovrà fare i conti con, da una parte, l'AfD che premerà piuttosto forte, insomma, e quindi che vorrà essere ascoltato, ma ieri c'è stata una manifestazione a Berlino, 200.000 persone che dicevano no ai patti con gli estremisti. Il congresso della CDU ha detto no al patto con l'AfD, quindi insomma su quello poi bisognerà vedere che cosa succede una volta che si è andati a votare, perché il rischio è ancora una volta che si voti e poi dal giorno dopo ci sia nuovo immobilismo, nuovo problemi, nuovo tutto in un paese che è già decisamente lontano parente dalla locomotiva d'Europa che conosciamo noi prima. Quindi, per tornare a quello che dicevamo prima, il governo di Giorgia Meloni sta facendo sicuramente bene dal punto di vista economico, beneficia anche, come dire, di un vantaggio competitivo rispetto ad altri paesi e di una congiuntura ancora fortunata. Secondo me quello che ci si può aspettare di più, soprattutto da un governo di centrodestra, di destra, chiamiamolo com'è, è operare in maniera chirurgica sulla riduzione delle tasse, perché questo è, come dire, un tema che è storicamente caro alla destra, come ha dimostrato anche Trump, che praticamente l'ha annunciato ancora prima di sedersi alla Casa Bianca, ma più in generale è un tema importante perché i salari in Italia sono fermi al palo, il potere d'acquisto si è addirittura ridotto negli ultimi 20 anni e al tempo stesso le imprese per assumere una persona pagano delle cifre astronomiche e quindi in questo modo non dico che si incentivi il nero, ma diciamo che non si fa neanche nulla per combatterlo. Direttore, io credo che però, parlo da cittadino, credo che la vera sfida, ed è una sfida veramente, come si dice, da far tremare i polsi, perché è l'eredità di tante mancanze che si sono succedute con governi di diverso colore, eccetera. La sanità mi arrivano, mi immagino anche a te, la vostra redazione sta peggiorando, persino qui in Lombardia, voglio dire, Sì. dove abbiamo eccellenza, ma proprio a livello strutturale, non come servizio, perché la qualità di medici, infermieri, eccetera, però le liste, soprattutto le liste poi, cioè, qui stiamo parlando di situazioni in cui il tempo è fondamentale, la tempistica è fondamentale. Non è solo quello che viene messo fuori dai giornali o dalle trasmissioni televisive per fare scandalo, ti arriva dalle persone questo malessere. È una mia opinione, credo che la sfida fondamentale sia la sanità, ma sicuramente ruota poi tutto intorno all'economia. Tu cosa ne pensi di questo? No, io sono pienamente d'accordo, penso che se perfino in Lombardia, che è sempre stata un'eccellenza, addirittura ti ricordi che veniva la gente dal sud per farsi curare perché avevamo posti letto di eccellenza, avevamo medici straordinari, avevamo tempi di attesa ridotti rispetto a... Perdonami. Sì. Purtroppo io sono una vittima di questo, perché avrei dovuto essere operato a settembre, invece proprio perché sono stati tanti a venire da fuori regione, continua la gente a venire in Lombardia, quindi se ci sono i problemi in Lombardia aiuto il resto d'Italia. Prego.
Infatti, però su questo c'è veramente da intervenire in maniera forte, netta, lo vedi, c'è una crisi enorme sia di infermieri che di medici, c'è una crisi di costi, c'è una crisi di strutture che sono spesso obsolete e fatiscenti, c'è, come dire, un enorme intervento che andrebbe fatto sul tema sanità e questa secondo me è una delle grandi sfide che aspetta il governo nella seconda metà, perché non dimentichiamo che siamo ormai arrivati a metà legislatura e che di conseguenza questi 2 anni e mezzo che poi porteranno alle prossime elezioni sono fondamentali per capire quali saranno gli interventi strutturali che andranno fatti, perché sul tema sanità ci giochiamo parte del nostro futuro, soprattutto in un paese. Ho scoperto che l'Italia è il terzo paese al mondo per anziani. Prima Monte Carlo, poi c'è il Giappone e poi ci siamo noi. Ecco, il terzo paese più anziano al mondo non può permettersi di avere una sanità che è in difficoltà, ha bisogno di investimenti forti, enormi, ha bisogno di università che funzionano per formare medici del domani, infermieri del domani, personale sanitario del domani e ha bisogno soprattutto di ritrovare quell'efficienza al nord e magari trovarla anche al sud finalmente, che permetta alla gente di curarsi senza avere lista d'attesa di 1 anno per fare un banale esame. Direttore, il tempo è volato fortunatamente, ma sfortunatamente siamo già oltre di qualche minuto. Purtroppo devo chiudere. Avresti potuto parlare ancora per tanto tempo, ma purtroppo questi sono gli spazi. Io quindi ti prenoto per una prossima occasione, ti ringrazio, ricordo Affari Italiani, Marco Scotti, grazie e risentirci a presto. Grazie a voi, una buona giornata. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Iniziamo a scavare. The Brutalist è l'evento cinematografico dell'anno. Perché un affermato architetto si ritrova a spalare carbone a Filadelfia? Candidato a 10 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista. Il destino ci ha uniti. Con Adrian Brody, Felicity Jones e Guy Pearce. The Brutalist, dal 6 febbraio al cinema. Forse è meglio che vada. E chi lo dice? Sempre se non hai altro da fare. No, che non ce l'ho. Il film più emozionante dell'anno. Il candidato all'Oscar, Andrew Garfield. Che ci piaccia o no, il tempo stringe. La candidata agli Oscar, Florence Pugh. Perché hai tanta fretta? È che sono preoccupato. Che mi stia innamorando di te. We Live in Time, dal 6 febbraio al cinema. I can see through that. Lies, lies, lies. You left me hanging from the limb. You said you loved me, then you let me in. The Lord didn't give it to me. I can see it in your eyes. Lies, lies, lies. Tell me, baby, why you take my time? You kept the thrill of playing with my mind. Lord didn't give it to me. I can see it in your eyes. Lies, 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 lies.
You told me this, you told me that. You tried to tell me where it's at. You said you loved me, I can see through that. Lies, lies, lies. Di nuovo in diretta Radio Libertà, sempre telefoni, ma oggi non li usate, 0292 94 7222 e in funzione anche il servizio WhatsApp 340 670 9659, i WhatsApp invece li usate ancora. Dunque, c'è un pollice 1351, un pollice in alto, va bene, se è rivolto alla radio va benissimo. E poi abbiamo l'Italia è migliorata anche per un bravo ministro e persona che si chiama Giorgetti, Marco di Cassano Magnago. È opinione, Marco, anche non solo di noi leghisti, quindi che ci sia una persona di grandissimo valore. Personalmente poi voglio aggiungere questo, in base alla mia esperienza, e questo non è solo merito non può essere merito da solo di Giorgetti, ma è, ripeto, quello che dicevo prima con Marco Scotti e Affari Italiani, credo sia comunque un merito di questo governo, cioè la linea del programma economico viene portata avanti in modo coerente, che non è facile. Si era detto di togliere le tasse al ceto medio, col cuneo fiscale, con 1000 problemi, si sta portando avanti quel tipo di progetto. Si cerca di aiutare chi, diciamo, è più in difficoltà, si cerca di quadrare i conti con una coperta molto corta e finora, ripeto, anche se ci sono sicuramente non si può coprire tutto, e credo questo sia, personalmente, per quello che ho visto, non ho mai, insomma, sono più di 30 anni che seguo la politica e 27 che la seguo facendo questo mestiere, e da oltre 30-35 anni che la seguo come cittadino. Non ho mai visto un governo funzionare così bene dal punto di vista dell'economia, con una linea che è assolutamente riconoscibile, e sicuramente che ci sia Giorgetti presidente del MEF, insomma, vuol dire qualcosa. Grazie a Marco anche per il suo intervento, e grazie a Sveva perché ci ha procurato una clip da Montecitorio, quindi stiamo lanciando qui Parlamento, sentiremo tutti insieme Giorgia Latini. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Eccoci di nuovo in diretta, sempre a Radio Libertà. Diamo qualche aggiornamento dalle nostre agenzie. Domani l'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi su Al-Masri, ma nessuna diretta televisiva. Bici lanciate dai Murazzi, 16 anni all'imputato maggiorenne. E anche qui mi piacerebbe sentire 16 anni a quello che ha fatto questo tipo. Ultradestra avverte Netanyahu, via dal governo di Israele se avanza l'accordo con Hamas. Netanyahu vede Trump e Musk a Washington. Medico usa l'attacco in ospedale per salvare il gatto, certamente dell'USL. Andiamo all'apertura del Corriere, caso Al-Masri, domani i ministri Nordio e Piantedosi alla Camera per l'informativa TV, negata la diretta Rai. Svezia, sparatoria in una scuola, almeno 5 feriti. Polizia, l'attentatore si è tolto la vita. Terremoto in Grecia, 9.000 persone in fuga da Santorini dopo la nuova scossa, la coda di auto per lasciare la sosta. Cosa c'è dietro la risposta di Xi ai dazi di Trump? Bordata USA meno forte di quanto atteso, le carte che restano a Pechino. Apertura di Repubblica, caso Al-Masri, abbiamo già sentito, poi David Grossman rompe il silenzio. Resteremo prigionieri dell'odio, denunciato Trump Jr. a Venezia per la caccia alle anatre. E poi Al Gore, il mio piano Marshall per salvare la terra. Lanciò la bici dei Murazzi, 16 anni, come l'amica che guardò senza denunciare. Ucraina, Trump vuole atterrare in cambio degli aiuti. Scholz lo frena, servono a Kiev. Dagospia, San Toro scatenato, una citazione a meta cinematografica. Bruno Vespa, satanato di soldi, ha passato la vita a accumulare denaro. Michele Santoro apre le valvole a Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra infilza Bruno Vespa. Dice puttanata sull'editto bulgaro di Silvio Berlusconi. Travaglio, con lui non siamo più in buoni rapporti, alla festa del fatto persi i fischi. Grillo, il difetto che è un grandissimo attore, prima aveva la fortuna di avere anche un regista, Casaleggio, da solo non so quanto possa scrivere una bella commedia, una bella tragedia, l'ha scritta, e su Daniele Luttazzi, eccetera eccetera. Allora ci fermiamo per un'altra proposta musicale. Siamo nelle mani di Sveva, nelle sapienti mani di Sveva, e poi riprenderemo per chiudere questa slot, che brutte parole, del programma con Segui la Lega prima che la Lega seguisca te. Let's build a house of fire, baby. Not one of wood or stone. Walk through my door of desire, baby. Come on in and make it your home. Don't need a window to watch you, baby. Don't need a roof overhead. Don't need no key to unlock you, baby. I use my love instead. I'm on fire. Take me higher. I'm building a house of fire, baby. Building it with our love. We are building a house of fire. Every time we touch. House of fire. House of fire. We got a pay rent now, baby. No landlord to throw us out. I wanna play in your garden,
Take me higher. Building a house of fire, baby. Building it with our love. We are building a house of fire. Every time we touch, we are building this house together, baby. Standing on solid ground. We are building a house of fire that you can't tear down. Brick by brick, the flames get higher. Build it strong without desire. Building a house of fire, baby. Building it with our love. We are building a house of fire. Every time we touch, baby, we are building this house together, baby. Standing on solid ground. We are building a house of fire that you can't tear down. Building a house of fire, baby. Building it with our love. We are building a house of fire every time we touch. We are building this house together, baby. Standing on solid ground. Di nuovo in diretta dopo questo surf nel rock, bel roccone, bello massiccio, e invece adesso entriamo nel magico mondo del Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Or dunque, segui la Lega prima che la Lega seguisca te. Alla Pellegrina, segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Si può fare di tutto su questo sito. Beh, intanto noi, la Lega, ma anche noi come radio, insomma, invitiamo a firmare a sostegno delle forze dell'ordine che vengono continuamente ormai aggredite, svilite, picchiate. Quindi andate su questo sito, potete firmare. Questo rafforza anche i provvedimenti che la Lega ha inserito nel DDL sicurezza proprio a sostegno delle forze dell'ordine. Poi naturalmente c'è il calendario delle feste della Lega, il momento di aggregazione importantissimo, fondamentale, e poi tanti leghisti sono nati anche in quel modo. E poi abbiamo la possibilità di iscriversi alla Lega, è facile, semplice, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno, pensate, vi sia la necessità che voi siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata alla magione per via postale, ma se di mezzo ci sono le poste italiane, io personalmente raccomando ampi, profondi, calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, ma anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Il momento di autodeterminazione civica, ovvero sia il 2 per 1000, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, una scelta libera a difesa dell'Italia in Europa. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla. Lo ripeto, questo è un redazionale della Lega, quindi noi veramente con cuor felice indichiamo proprio il D43 per sostenere la Lega. Sono soldi dello Stato, abbiamo questa chance però con un semplice, con 3 lettere, con 3 sim, D43. D di Domodossola, 4 come gli eroi della Marvel, 3 il numero perfetto, D43 nel tuo 2 per 1000. Così noi diciamo allo Stato dove andare a indirizzare quei soldi lì, altrimenti lui se li tiene e noi tanti saluti. Infine abbiamo
le uscite radio-televisive degli eroi della Lega, i suoi politici. Andiamo questa sera. L'europarlamentare Susanna Ceccardi è sempre carta bianca alle 23:18, rigorosamente rete 4 con Bianca Berlinguer, credo. E poi poi abbiamo domani in ora antelucana, ora presta, quasi antelucana, perché vi parlo alle 9 del mattino 5, canale 5 ovviamente, con un'altra europarlamentare, vale a dire Anna Cisent. E ancora domani alle 10:05 andate su Radio 1 e potete auscultare Riccardo Molinari, il presidente del gruppo leghista Montecitorio. E poi qui addirittura bypassiamo anche il weekend e andiamo martedì prossimo, 11 febbraio, con il sottosegretario al lavoro, il senatore Claudio Durigon, ospite della rubrica Economia a Sky TG24 alle 17:15. E direi che per Segui la Lega sta su Fi. Eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo, non ci sono ancora aggiornamenti o novità. Ci sono queste sparatorie in una scuola in Svezia, 200 km a ovest di Stoccolma. Ricordiamolo, ne abbiamo parlato ieri con Francesca Musacchio, l'iracone cristiano ucciso perché aveva bruciato copie del Corano. 5 persone colpite da spari in una scuola a Orebro, 200 km a ovest di Stoccolma. Stop, 14:30, pausa, e tra 5 minuti con Francesco Giubilei per parlare di migranti e sinistra. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante, perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe. Cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no. Noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408, oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com. What have I got that makes you want to love me? Now, is it my body? Someone I might be? Something inside me? You better tell me. Tell me. It's really up to you. Have you got the time to find out who I really am? Oh. What does it take to get inside of your mind? Give me a break, yeah, and take a chance for the very first time. You better tell me, it's really up to you. Have you got the time to find out who I really am?
know to love me. Now is it my body or someone I might be, or something inside me? You better tell me, it's really up to you. Have you got the time to find out who I really am? Oh. Siamo qui e rimaniamo sempre in diretta con voi e con noi, e abbiamo il nostro nuovo ospite in collegamento telefonico, Francesco Giubilei, che è componente del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, che è presidente della Fondazione Tattarella e che leggiamo tutti i giorni su Il Giornale. Bentornato ai nostri microfoni, dottor Giubilei, e grazie naturalmente per la sua consueta disponibilità. Grazie a voi per l'invito. Allora, riprendiamo questa passione sfrenata che attraversa la sinistra nei confronti dei clandestini. E mi permetto un'osservazione che può sembrare ironica, ma non lo è fino a un certo punto. Sembra che la sinistra italiana soprattutto, ma non solo, se occupi le case degli altri, se spacci droga, se stupri, financo se uccidi, ma sei straniero, sei migrante, sei assolto, sei da perdonare, non ti si tocca. Se per caso invece sei italiano e ti capita di non pagare le tasse, che è un reato, una cosa sbagliata, si danneggia la collettività, per carità, la sinistra ti vorrebbe impiccare. Quella stessa sinistra che vuole lo spinello libero, ma non ti permette di fumare le sigarette, per esempio qui a Milano. Ecco, diciamo che c'è, lo si legge anche nel suo articolo di ieri, emergono veramente profonde contraddizioni, ma qui fermiamoci naturalmente ai clandestini. I clandestini sono persone che comunque infrangono la legge nel momento in cui vengono appunto clandestinamente in Italia, però la sinistra li vuole a tutti i costi, li premia, li vezzeggia, e devo dire che nonostante le perdite elettorali non si vede nessun cambiamento all'orizzonte su questo fronte. Prego, dottor Giubilei. Sì, esatto, ma qua siamo peraltro di fronte a un grande paradosso, ovvero dopo la notizia che la Corte di Appello di Roma ha ordinato di trasferire i migranti dall'Albania all'Italia, e che cosa è accaduto? È accaduto che non solo abbiamo letto una serie di comunicati stampa, dichiarazioni da parte di esponenti della sinistra, ONG e quant'altro a favore di questa decisione, quasi che gioissero del fallimento di questa iniziativa del governo, ma addirittura è stato organizzato al porto di Bari una manifestazione, un picchetto, chiamiamolo come vogliamo, di accoglienza di questi migranti, con tanto di cartelli welcome, benvenuti, ed è stato organizzato dall'Arci, ma hanno partecipato anche 2 parlamentari del Partito Democratico, proprio per gioire dell'arrivo di questi migranti in Italia, migranti che, è bene ricordarlo, arrivano in Italia trasferiti dall'Albania ed arrivano in Italia da irregolari, quindi da persone che non rispettano le leggi italiane, e quindi da persone che commettono un reato, e non solo c'è un plauso nei loro confronti, ma addirittura si organizza la festa di accoglienza, e questo è emblematico di come vi sia poi tutto un mondo che è rappresentato in quel caso dall'Arci, dalle ONG come Mediterranea, come Open Arms, dalla Salis, da alcuni esponenti del Partito Democratico, che gioiscono
nei confronti di alcuni migranti che non rispettano la legge e di contro dicono che un governo che invece è stato votato dagli italiani dovrebbe dimettersi. Secondo lei questo comportamento nasce da una sorta, chiamiamolo, di pregiudizio interiore, per cui loro a sinistra fanno sempre queste distinzioni? Se il reato lo commette un nativo, un italiano, è guai, è assolutamente il segno di crudeltà, eccetera. Se lo commette un migrante è sempre assolto. Cioè, c'è una sorta di deformazione mentale che fa vedere loro le cose in questa maniera, oppure c'è anche una sorta, come dire, di non avere alternative, cioè o si va sul fronte arcobaleno LGBTQ o sul fronte migranti clandestini, perché mi sembra che il laboratorio di idee, di proposte che viene da sinistra sì, c'è il 30 all'ora, va bene, il limite di 30 all'ora, va bene, o il divieto delle sigarette. Mi sembra che ci sia quasi, e anche per questo che alla fine si avventano quasi in modo isterico, no? Perché anche quello che ha riportato lei, questi striscioni, c'è un'isteria anche in questo trasporto esagerato, fanatico quasi non ci sono alternative, o parliamo di questo o non sappiamo di cosa parlare. Da cosa dipende secondo lei? Ma c'è senza dubbio un doppio standard per cui il reato che viene commesso dall'immigrato, questo vale anche per gli immigrati che poi vivono in Italia, non solo per chi entra irregolarmente, viene quasi sminuito o viene considerato comunque in qualche modo accettabile. L'esempio, oppure viene talvolta addirittura nascosto il fatto che sia stato compiuto da un immigrato. L'esempio più eclatante da questo punto di vista è talvolta come una parte della stampa riporta determinate notizie, fatti di cronaca, ovvero quando a compiere un determinato reato è un italiano, nel titolo si legge italiano come compie una rapina o italiano macchia, omicidio e quant'altro, quando invece è un reato che viene compiuto da uno straniero, si parla di un uomo generico, una donna generica e non si dice in realtà l'origine di questa persona e poi come se non bastasse, talvolta si avviene addirittura una volontà di sottolineare il fatto che a compiere il reato sia stato un italiano, per l'appunto, sottolinearlo. Poi si va a leggere l'articolo e si scopre che sì, magari formalmente è un cittadino italiano, ma in realtà parliamo di persone che hanno origini di tutt'altro genere e che sono diventati solamente nel tempo cittadini italiani. E quindi questo spiega come ci sia legato al tema dell'immigrazione un approccio che è un approccio a tutti gli effetti di carattere ideologico che viene utilizzato dalla sinistra per finalità strumentali. D'altro canto proprio oggi c'è la notizia di questi arresti che sono stati compiuti in Campania per il Click Day, quindi l'ipotesi di tutta una serie di irregolarità legate all'utilizzo del lavoro dei migranti da parte anche di esponenti politici e di partiti di sinistra, e però questo modo di fare è un modo di fare che poi non riscontra il consenso degli italiani, tant'è che poi i risultati elettorali lo testimoniano. Questi due pesi e due misure. Per quanto riguarda questa vicenda, ne ha anche scritto, da cui poi addirittura no, perdonatemi, ho fatto una sovrapposizione. Questi rimpatri dall'Albania,
che secondo me si è ingenui se si pensa che la magistratura non intervenga in modo volontario e precostituito. Però le faccio una domanda: secondo lei il governo poteva scrivere meglio queste norme, praticare e mettere in esecuzione in modo migliore, più diciamo blindato queste norme? Ma dopo tante polemiche faccio fatica a pensare che questo governo non trovasse qualcuno in grado di scrivere in modo blindato. Oppure è un braccio di ferro decisivo, perché i magistrati mi sembra che abbiano caricato veramente di significati simbolici in modo enorme, no? questo duello. Giorgia Meloni non recede e continua, e i magistrati continuano a mandare. Insomma, come va a finire? Chi si stancherà per primo, secondo lei? Vediamo intanto che cosa dirà la Corte di Giustizia Europea. La discrimine in questa fase sembra di essere la Corte di Giustizia Europea, perché poi i magistrati italiani stanno sostanzialmente rimandando la palla alla Corte di Giustizia Europea, che dovrà da questo punto di vista poi esprimersi e dare il proprio giudizio. E è chiaro che se ci dovesse essere da parte della Corte di Giustizia Europea un pronunciamento a favore del governo, questo a quel punto significherebbe, anche per ragioni giuridiche, essendo quel diritto europeo teoricamente superiore al diritto nazionale, a quel punto dovrebbe una volta per tutte superare poi anche le recriminazioni portate avanti dalla magistratura. Quindi in questa fase non rimane evidentemente che attendere il pronunciamento della Corte europea, che speriamo sia un pronunciamento positivo, anche perché se si guarda a quello che stanno facendo altre nazioni europee, Germania in primis, che rimanda i migranti addirittura in Afghanistan, che l'Afghanistan, come ben sappiamo, è governato dai talebani, e quindi se, come dice la magistratura italiana, l'Egitto non è un paese sicuro, figuriamoci allora se l'Afghanistan è un paese sicuro. Ecco, in quel caso, una volta che c'è un pronunciamento positivo da parte della Corte di Giustizia Europea, credo che anche poi le rimostranze da parte dei tribunali italiani dovrebbero venire meno. E un altro capitolo, no, di questa sfida, di questo braccio di ferro governo, magistratura, il caso Al-Masri, l'esposto. Adesso abbiamo visto anche un cittadino che ha denunciato il governo perché lui si dice perseguitato, torturato dal Masri. Anche qui c'è stata una risposta molto, molto netta, no, da parte di Giorgia Meloni. Volevo sentire un suo giudizio su questa vera e propria guerra, insomma. Sì, io la prima domanda che sinceramente mi porrei, che mi piacerebbe avere una risposta che evidentemente non è arrivata fino a questo momento, è per quale motivo viene spiccato un mandato di arresto nei confronti di Al-Masri solo nel momento in cui lui entra nel territorio italiano, ovvero questo signore ha girato per varie settimane in giro per l'Europa, entrando anche in altre nazioni dell'Unione Europea, Germania in primis, ma anche Belgio, e in quel caso nessuno aveva detto nulla e non era stato spiccato un mandato di arresto da parte della Corte europea. Poi appena mette il piede in Italia viene subito spiccato il mandato di arresto. Allora è chiaro che anche in questo caso poi sorge il dubbio che vi sia una finalità che è una finalità insomma di secondo genere, che può essere anche una finalità politica, tant'è che la Corte di Giustizia Europea è una corte che non è riconosciuta per esempio negli Stati Uniti,
abbiamo visto nel caso di Israele come vi siano state insomma parecchie rimostranze sull'operato della Corte e questo è il grande dubbio. Poi dopo c'è chiaramente il fronte interno con l'apertura dell'inchiesta nei confronti di Giorgia Meloni, che anche quella lascia sotto tanti punti di vista dei punti interrogativi per le tempistiche, per le modalità, e non è, come è stato detto, un atto dovuto, perché se fosse un atto dovuto significherebbe che chiunque si alza la mattina va a fare una denuncia contro il Presidente del Consiglio o contro i ministri e viene indagato. No, evidentemente non funziona così, funziona che c'è un magistrato che decide se è il caso o meno di procedere a un'indagine e quindi c'è una discrezionalità del magistrato che fa sì che questo sia stato un atto voluto e non dovuto. Un'ultima domanda prima di lasciare il suo impegno, dottor Giubilei. Questa resistenza della magistratura italiana su questo fronte, che è indubbia davanti agli occhi di tutti, la sinistra italiana non cominciano a dare l'impressione di essere un po' gli ultimi dei moicani. Lei è un profondo conoscitore, ha anche seguito da vicino le elezioni statunitensi. Trump, lui con la chiusura con il Messico, tra l'altro questo equivoco sulla traduzione del termine deportazioni, che si usa anche qui per quanto riguarda la struttura in Albania, ma ripeto, l'ho detto prima, deportazione è togliere dalle proprie case persone che sono nate, cresciute e vissute in quella città, in quella casa, in quel villaggio, e portarle in un campo di concentramento. Quello è deportazione. In Albania il governo italiano fa portare persone che sono già andate via da casa loro per venire clandestinamente in Italia. Ma dico comunque, bene o male, la forza, ripeto, si può amare, io capisco che chi lo trova antipatico, ma è una forza, è fortissimo, ha un'energia, davvero è una figura che resterà nella storia per la sua grande impronta energetica. Il fatto stesso, no? È successo solo 2 volte con lui è la seconda volta che un presidente si fa rieleggere dopo un mandato a vuoto. È una figura che può essere veramente il volano per un cambiamento finalmente di mentalità e di comportamenti per quanto riguarda il problema migratorio. Ma credo proprio di sì, nel senso che se già guardiamo la cosiddetta guerra dei dazi che sta avvenendo in queste ore, ci accorgiamo come Trump stia vincendo questa guerra, nel senso che la Colombia ha fatto un immediato passo indietro. Il Messico ha annunciato che metterà 10.000 militari al confine per cercare di fare in modo che il confine sia presidiato, anche per bloccare il fentanyl. E anche il Canada ha annunciato che farà lo stesso, e quindi Trump usa questa modalità anche dei dazi come un'arma di trattativa. Ora, se l'Unione Europea, andando dietro a Francia e Germania, pensa di voler andare a scontro e voler andare muro contro muro, è il modo migliore per andarsi a schiantare. Quello che bisogna fare è instaurare una trattativa, come si fa tra 2 imprenditori che portano avanti i propri interessi, da un lato l'interesse delle aziende europee, dall'altro lato l'interesse delle aziende americane, e si trova un accordo. Se invece si presenta con le sovrastrutture per cui Trump è il razzista, Trump è quello cattivo, Trump è lo xenofobo, quant'altro, tutte le stupidaggini che l'Unione Europea ha portato avanti in tutta la campagna elettorale, salvo poi ritrovarsi Trump presidente, ecco, credo che sia il modo migliore per fare una trattativa che poi vada a penalizzare le nostre aziende. Benissimo, siamo in chiusura, quindi io saluto e ringrazio Francesco Giubilei, lo ricordo,
lo leggiamo tutti i giorni sul giornale. Lui tra l'altro è presidente della Fondazione Tattarella ed è componente del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, editore e saggista. Grazie davvero, dottor Giubilei, grazie, a presto. E a risentirci a presto. A presto, grazie. Appropinquiamoci all'uscita. Allora, qui c'è, eccolo qua, Luca da Brescia. Io ho sempre dato il 2 per 1000 col codice di 13. Per la chiusura rock di oggi ti consiglio un gruppo de Brescia. Dai Timoria, le canzoni senza vento. Un abbraccio, Luca da Brescia. Desideri di Luca sono ordini, quindi allora Sveva, io so chi sono i Timoria, tra l'altro il loro chitarrista era venuto più di qualche volta ospite a Radio Padania, non fa parte del mio genere, ma la gioia, questa novità che ho colto nei genetriaci, quindi di offrire la proposta musicale legata ai genetriaci, mi ha permesso di scoprire autori che conoscevo meno, che non conoscevo per nulla, e dicevo a Sveva che in tarda età sto cominciando a scoprire una debolezza per il rock, l'hard rock. Non è mai troppo tardi, diceva quello. Io ho, diciamo, attenzione per altri generi, però devo dire che Alice Cooper, e non solo lui ovviamente. Allora, il brano dei Timoria è la canzone Senza Vento. Senza Vento. Luca con la K, se sarai accontentato testè. Panoramica, allora, 5 persone colpite da spari in una scuola a Orebro, 200 km a ovest di Stoccolma. La situazione è molto grave, dice il ministro della giustizia svedese Gunnar Strömmer ai media. Domani l'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi su Al-Masri, ma nessuna diretta televisiva. Poi abbiamo caso Al-Masri, domani Nordio e Piantedosi alla Camera, Italia Viva negata la diretta Rai. Svezia, sparatori a scuola, almeno 5 feriti, la polizia, l'attentatore si è tolto la vita. Terremoto a Santorini, sono sull'apertura del Corriere.it, 9.000 in fuga dopo la nuova scossa, coda di auto per lasciare l'isola. Quindi diciamo siamo rimasti un po' nell'ordine delle notizie che stavamo dando prima. Poi abbiamo Dagospia, Santoro scatenato. Abbiamo Caltagirone, qui abbiamo una signorina piuttosto in salute. Banco vince, Banco perde, tra una settimana Giuseppe Castagna presenterà i conti di BPM, in quell'occasione si capirà la difesa dell'ex Popolare di Milano di fronte all'offerta di Unicredit, anche se il banco tirerà dritto con l'OPA su Anima, magari rivedendo il prezzo. Hochschild tratta contemporaneamente con Amundi per la partnership nel risparmio gestito, il gruppo francese controllato da Crédit Agricole, primo azionista anche di BPM. L'Europa è disarmata davanti a Trump, il Consiglio europeo, i 27 paesi si sono spaccati sull'aumento delle spese per la difesa fino al 5% del PIL. Chiudiamo allora con questo, ripeto, l'Europa è Bruxelles, non è l'Europa, noi siamo l'Europa, loro sono un'altra cosa. Io direi di chiudere accontentando Luca da Brescia, i Timoria, io credo di aver pronunciato molto i Timoria, ma spero che non sia erroneo. Ringrazio Sveva, che ormai sta diventando un capitano di lungo corso, una capitana di lungo corso sulla tolla di comando e regia tecnica, e ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau! Avete ascoltato Oltre la pagina.